Diamo il bentornato qui a Cittadella all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Assessore, i presidi sono fondamentali per piccoli territori, diciamo territori più piccoli come per esempio Martina Franca. Lei è di Martina, per esempio, c'è un ospedale, ma insomma la Guardia Medica resta comunque un presidio di prossimità indispensabile. E a Taranto sono altrettanto fondamentali per evitare che si ingolfi il pronto soccorso, già di suo particolarmente ingolfato. Questi episodi che stanno avvenendo con una frequenza inquietante sono qualcosa che dobbiamo imputare solo alla mancanza di medici e quindi dobbiamo, come dire, farci il segno della croce, o ci sono delle soluzioni che insomma in Regione state vagliando per cercare insomma di trovare soluzioni? Ma intanto vedo una faciloneria nel parlare che è disarmante e anche un po' vergognosa, perché non tiene conto di quello che da anni, diciamo, l'ho detto 12 anni fa e sono rimasto inascoltato. C'è una carenza di medici importanti per diverse branche e quindi garantire l'H24 in tutte le strutture del sistema complesso che è quello sanitario è difficile in questa fase, perché abbiamo bandi che vanno deserti, non abbiamo persone che si presentano, come abbiamo una carenza di medici di medicina generale con i quali stiamo ragionando in che termini, in che modo affrontare questo periodo fino a che ci siano nuovi medici. Il tema della continuità assistenziale è importante nell'ambito di un sistema complesso, ma voglio dire a tutti che abbiamo la rete dell'emergenza-urgenza, quella del 118, che comunque stiamo ricollocando proprio in funzione di queste articolazioni che sono messe a dura prova. Sono comunità diverse, non è solo Martina e Taranto, purtroppo sono diverse in Puglia e anche nella provincia di Taranto, e l'attenzione sul pronto soccorso rispetto a un modello organizzativo un po' diverso, perché purtroppo abbiamo il 42% di accesso inappropriato al pronto soccorso. Noi dobbiamo garantire questo, sapendo che c'è questo tema che io ho posto già alla università, e nei prossimi giorni ci sarà l'incontro anche col magnifico rettore rispetto a corsi che mancano. Quindi, come vedete, è molto più complessa la cosa. Purtroppo il tema della carenza di medici per alcune branche c'è. Quando dice faciloneria si riferisce a me, ai colleghi giornalisti o alla parte politica che l'ha attaccata, assessore? Lei ha fatto riferimento all'opposizione. Alcuni, diciamo, alcuni. No, era solo per capire se avevo sbagliato, diciamo, da qualche parte. No, per carità, guardi, io sono sempre che si parli un linguaggio di verità, sia quando le cose piacciono che non piacciono. Il tema vero è che questo tema che sta vivendo tutte le regioni d'Italia, quindi il nostro paese, è un tema serio, puntuale, che va affrontato non col posizionamento politico che, diciamo, nelle prossime ore, io sono già da un'ora in giro, alle 11 sarò in commissione a relazionare sul San Cataldo, a dire concretamente come stanno le cose, a chiamare i problemi per nome e cognome, altrimenti è una comunità che si perde, perché è un rimpallo disdicevole di responsabilità che non trova però le soluzioni, non dice al cittadino dove trovare la risposta al bisogno di salute. Cioè sono cose molto. Mi riferivo alla sua battuta, che l'opposizione in causa. Allora, assessore, però una domanda. Il fatto del numero chiuso, che in qualche modo, se vogliamo, no, un po' la madre di tutti questi mali, rispetto poi a cui si sono aggiunte una serie di altri fattori nel corso del tempo, oggettivamente al momento mi pare che non sia stato superato, perché il semestre filtro di fatto è un numero chiuso bleffato, o sbaglio? Ah no, dice benissimo, questa cosa l'ho detta già prima che iniziasse il semestre filtro. Questa è una riforma bluff, un altro modo di parlare alla pancia e non alla testa e al cuore delle persone, cioè a risolvere i problemi, perché è soltanto chi è in linea con gli esami, chi ha fatto tutto, che può andare avanti. Questo modo di ricondurre a numeri che non danno la possibilità di crescita, tenuto conto che noi in Puglia abbiamo investito negli ultimi anni ingenti risorse, perché oggi abbiamo Foggia, abbiamo Bari, abbiamo Taranto, abbiamo Lecce, abbiamo la LUM che presso il Miulli di Acquaviva sta determinando un'attenzione, quindi ci siamo strutturati come Regione Puglia, ma il numero tra chi va in pensione e chi accede, il disequilibrio è molto
molto molto elevato. Quindi c'è un tema vero, la riforma doveva andare, come sto facendo con l'università, a valutare quelle che sono le branche che non hanno oggi e che non avranno ancora peggio nei prossimi 3-5 anni, perché un corso di specializzazione non si chiude oggi stesso o entro un anno, quindi è una questione molto seria, molto puntuale, che non può essere rinviata. Il tema della sanità e dell'accesso universale che in Italia, in Puglia garantiamo, nonostante anche qui c'è chi parla a mano libera e davvero in maniera priva di contenuti, mette sempre al bando una professionalità e un lavoro molto serio che tanti operatori, che ringrazio, fanno. Poi diciamo nei grandi sistemi ci sono anche mele marce, come in tutti i sistemi, ma quelle le dobbiamo isolare. Quello è un altro tema che non riguarda, diciamo, mettere in dubbio la professionalità. Il problema universitario c'è, quello di accesso, e quello di avere numeri tali, diciamo, io non ho condiviso a livello nazionale chi ha detto non è vero che mancano i medici. Vedo che i concorsi vanno deserti, chi vince non appena la possibilità si sposta in altri territori più vicini a casa, che è comprensibile. Ed oggi c'è il grande tema, diciamo, che anche le regioni del nord soffrono di questa cosa, e come ho detto sempre al nord non sono assunti a tempo indeterminato, certo, come possiamo assumere in Puglia, sono in partita IVA, altro problema di carattere previdenziale ed assistenziale. Quindi, Assessore, le pongo un'ultima domanda, le chiedo una risposta flash perché siamo in chiusura. Lei oggi, insomma, sarà in commissione a parlare del San Cataldo, dell'ospedale. Quanto influirà questa mancanza di medici rispetto all'apertura o in generale proprio al funzionamento di un ospedale gigantesco come quello del San Cataldo? È un tema serio che influirà, però Taranto ha una particolarità. Lì dentro coabiteranno l'azienda sanitaria locale e il sistema universitario, quindi ci sarà, diciamo, un lavoro sinergico tra strutture che potrà determinare, tra l'altro, come corso di laurea, lì abbiamo tutta la rete della clinicizzazione che sto allargando ai presidi di periferia, perché gli specializzandi sono il futuro e devono avere non solo la forza di fare formazione, ma anche di amare il nostro territorio, da Manduria passando per Martina fino a Castellaneta. Quindi, diciamo, abbiamo iniziato un percorso molto serio e ci sono giovani molto molto importanti, diciamo, nella costruzione di questa attività. Grazie all'assessore Donato Pentassuglia per essere stato con noi, grazie davvero, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata, buon lavoro, grazie. E noi ci